ora in onda Potere al Popolo. C'è una bella atmosfera, bella pompa qui e pompa là a Radio Libertà. Veramente, veramente, sarà che c'è qualche grado in meno qui al nord, non dico che fa fresco, ci mancherebbe, però si riesce a respirare un po' meglio in questi giorni e quindi come uccellini iniziamo a canticchiare e canticchiando vi stiamo mostrando in radiovisione quella che è una bella idea per il futuro con Radio Libertà, il futuro della nostra controprogrammazione di attualità e di politica. Puntata numero 0 in arrivo, signore e signori, per un nuovo format che si chiamerà Guest Star, cioè l'ospite. Praticamente sta per partire una trasmissione con il sottoscritto Sammy Varin, che farà da moderatore, se vuoi, in compagnia del senatore Alessandro Morelli, che qualcuno si ricorderà, le prime trasmissioni che ha fatto tanti anni fa per radio, le ha fatte con me e sono praticamente quello che gli ha insegnato a trasmettere per radio ad Alessandro Morelli. Poi diciamo che è cresciuto bene e l'allievo ha superato il maestro. Vogliamo condurre una trasmissione insieme, io e Alessandro Morelli, tipo una volta alla settimana o giù di lì, con un ospitone vuol dire un ospite politico importante della Lega, penso, ma non necessariamente, che per 1 ora, 2 ore avremo insieme e lo avremo insieme a voi. Nel senso che ci sarete voi, ascoltatori, a irrompere con i vostri messaggi, le vostre domande al 340 6709 659. C'è una puntata 0 in arrivo, fissata per lunedì prossimo, questo lunedì 27 luglio dalle 21 alle 23, quindi la sera, in diretta, signori. È da un po' che non le facciamo, le dirette la sera, normalmente a quell'ora girano le repliche, quindi appello figlio d'Apollo, segnate in calendario, spargete la voce, molti di voi sono in vacanza e quindi se lo può permettere la persona di fare un po' più tardi la sera. Lunedì 27 luglio dalle 21 alle 23 questa nuova forma di trasmissione radiofonica che sarà poi un gigantesco pensatoio pubblico, politico, di attualità, come dico sempre, i vostri messaggi, se sono di protesta, potrebbero diventare proposte politiche per la Lega, per il centrodestra, insomma un vero e proprio laboratorio politico. Radio Libertà. Lunedì 27 luglio dalle 21 alle 23 il primo ospitone sarà Claudio Borghi Aquilini, che è proprio quello a cui abbiamo dato in mano una bella patata bollente per la sinistra, cioè la riforma della legittima difesa, fare in modo che la legittima difesa sia sempre tale, qualunque cosa si decida di fare. Una roba assolutamente anticostituzionale, è vietatissima dalla Costituzione, ma è chiaro, se no non la faremmo, così dice la sinistra. Sicuramente sarà la prima domanda che faremo lunedì prossimo dalle 21 alle 23 a Claudio Borghi Aquilini, che sarà ospite qui su Radio Libertà nella trasmissione condotta da Alessandro Morelli con il sottoscritto Sammy Varin, ma soprattutto ribadisco e discoriba con voi ascoltatori che siete sempre i soliti privilegiati, voi che conoscete questa strana radio di nicchia, ma ce ne saranno molti altri che parteciperanno perché ci saranno dirette speciali sui social della Lega Salvini Premier, e quindi diciamo che ci faremo conoscere da chi magari normalmente non ascolta questa strana radio. Intanto sono le 11.06, ancora un saluto da Sammy Varin. Potere al Popolo, versione short del giovedì, perché alle 11.30 poi arriva la Lega Liguria. Ci colleghiamo con il Qui Parlamento per parlare di un argomento importante, la riforma del codice della strada, con Nino Germanà. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Per troppo tempo la disciplina della circolazione stradale è stata oggetto di interventi frammentari, spesso stratificati nel corso degli anni e inseriti in provvedimenti di diversa natura. Il risultato è stato un quadro normativo complesso, difficile da consultare
e talvolta esposta a interpretazioni non uniformi da parte dei cittadini, degli enti locali, delle forze dell'ordine e degli operatori del diritto. La delega al governo per la revisione e il riordino del codice della strada non consiste in una mera proroga tecnica. Si tratta della scelta di portare a compimento un percorso riformatore che ha già prodotto risultati concreti e che richiede ora il tempo necessario per essere completato con serietà e organicità. A questa impostazione il governo e il ministro Salvini hanno contrapposto una scelta diversa, una riforma strutturale fondata sul buonsenso e sulla volontà di affrontare in modo organico una delle questioni più importanti per la sicurezza dei cittadini. La riforma del codice della strada ha posto al centro un obiettivo chiaro: ridurre il numero delle vittime e degli incidenti sulle nostre strade e costruire una mobilità più sicura, ordinata e responsabile. Io mi rendo conto che le opposizioni cercano di fare il loro mestiere, ma a tutto c'è un limite. Io non so che film abbia visto il collega che mi ha preceduto, perché i risultati danno ragione a questo governo e alla validità della direzione intrapresa. I dati relativi al primo anno di applicazione della riforma hanno evidenziato una diminuzione degli incidenti mortali e delle vittime della strada. Anche i dati dell'Istat hanno registrato una riduzione degli incidenti con lesioni, dei feriti e delle vittime. Dietro questi numeri ci sono persone, ci sono famiglie e vite umane. Ogni riduzione rappresenta un risultato importante e conferma la necessità di proseguire con determinazione sul lavoro intrapreso. La riforma, tuttavia, non si esaurisce nelle disposizioni già approvate. La seconda parte del provvedimento ha affidato al governo una delega ampia e ambiziosa per procedere al complessivo riordino della disciplina della circolazione stradale. Si tratta di un lavoro che dovrà affrontare questioni importanti, dalla destinazione dei proventi delle sanzioni, come abbiamo già fatto e stiamo facendo in materia di autovelox, e sempre grazie al nostro ministro Salvini, alle garanzie per i cittadini nelle procedure di notifica, dalla semplificazione delle procedure per il rinnovo della patente alle misure per la sicurezza dei motociclisti, fino agli interventi in materia di semafori, guardrail e revisione dei mezzi pesanti. Ma l'obiettivo principale è ancora più ampio: superare la stratificazione normativa che si è accumulata nel tempo e costruire un codice realmente organico, chiaro e facilmente consultabile, che rafforzi la certezza del diritto e favorisca un'applicazione uniforme delle regole. In questa prospettiva, la delega rappresenta uno strumento fondamentale, consentendo di mantenere stabili le norme fondamentali e al contempo di aggiornare con maggiore flessibilità gli aspetti operativi e tecnici. Il lavoro che attende il governo è quindi ambizioso, ma necessario. L'obiettivo è consegnare al Paese un codice della strada moderno, concreto e leggibile, capace di coniugare sicurezza, efficienza della mobilità e certezza del diritto. È un impegno che riguarda tutti: i cittadini che ogni giorno si spostano per il lavoro, per lo studio, per necessità, gli enti locali chiamati a applicare le norme, chiaramente le forze dell'ordine che ne garantiscono il rispetto e soprattutto le famiglie che chiedono strade più sicure. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Certi pensieri fanno male, maledizione a questo tempo, temporali forti sul mio cuore spento. Quante tarantelle nella vita ballerò, quante volte invece lì seduto in un angolo. Ero in balia del buio e invece sei arrivato come una rosa rossa, 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 sfiori la mia bocca, rossa, rossa, portami più in basso a centro città, tienimi per mano un'altra ora ancora. Sei il mio scacciapensieri che racchiude tutti i desideri, me ne accorgo soltanto da ieri che ho bisogno di te, amore. Amore. Chiedi
chiedimi sempre di tutto, poi lasciati andare. Quando ti guardo negli occhi si asciuga il mare. Dolci come marshmallow i tuoi modi di fare. Continuerai ancora, ma ti voglio baciare. Quante tarantelle nella vita ballerò, quante volte invece ho perso tempo a un tavolo. Ero in balia del buio, ma solo quando è buio vedo chiaramente la luce che fai. Come una rosa rossa, 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 sfiori la mia bocca, rossa, rossa. Portami più in basso a centro città, tienimi per mano un'altra ora ancora. Se mi scaccia pensieri, amore. Mo ti paria che stava fissiando, ma io voglio solo ballare con te. Mo ti paria che stava fissiando, dentro al cuore mio mi sento bella, 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 bella. Come una rosa rossa, 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 sfiori la mia bocca, rossa, rossa. Portami più in basso a centro città, tienimi per mano un'altra ora ancora. Se mi scaccia pensieri che racchiude tutti i desideri, me ne accorgo soltanto da ieri che ho bisogno di te, amore. Ragazzi, che pezzone! Sarà che abbiamo voglia d'estate, di vacanze, eccetera. Oh, ci sono artisti, e questa la ballava anche Simone in regia, è incredibile. Si intitola Scacciapensieri. Come penso di essere forse anch'io, un piccolo scacciapensieri, non quello che sono nel TG della Rai. No, scacciapensieri nel senso che ogni tanto vi strappiamo un sorriso su queste frequenze, sempre più difficile. Lui è Giovanni Segreti Bruno, assolutamente sconosciuto ai più, sforna un gioiello dietro l'altro che quasi mai riesce a raggiungere la notorietà a livello nazionale sulle grosse e grasse radio. Scacciapensieri, Giovanni Segreti Bruno, tra elettronica, tradizione mediterranea, fasemo un ballet e tutto passa, si dice da queste parti. Mi dicono che c'è la pubblicità, ci fermiamo, sul cursore c'è la pubblicità. Wow, il Maranza, violento e ignorante come il kebab, odia l'Italia ma vuole la cittadinanza italiana. Attenzione, la bambola potrebbe rapinarmi. Wow, la risorsa, ha il coltello, la birra, il set di spaccio e 35 euro al giorno. Attenzione, in caso di emergenza usare il taser. Wow, la borseggiatrice incinta, questa ha anche l'abilità di rubare il rame e guarda il piede di porco per occupare le case. Attenzione, Camporon venduto separatamente. Wow, la femminista vede patriarcato anche nelle noccioline e va in stand-by se il violento è di colore o musulmano. Attenzione, la bambola potrebbe denunciare vostro figlio. Gioca anche tu col comunista, premi la mano sinistra e fai dire le tue 3 parole. Fascista, omofobo e razzista. Attenzione, la bambola potrebbe sostenere di... Wow, il comunista 2.0 racconta storie sul patriarcato e canta bella ciao, sento anche puzza di erba. Attenzione, la bambola potrebbe scioperare di venerdì. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Dai, lasciateci un po' scherzare ogni tanto, o no? WhatsApp, tantissimi, e tra cui la pubblicità di questi prodotti per ragazzi, la bambolina comunista, eccetera, e trovate tutto su Instagram. Questi sono quegli scherzetti che girano. I vostri WhatsApp seri, ne arrivano tantissimi anche oggi al 340 6709 659. Ricordate, è il modo più facile e veloce per comunicare con la nostra radio, non solo nella trasmissione di Sammy Varin, ma in tutte le trasmissioni, anche la sera, di notte, se non siamo in diretta, ma potete scriverci ugualmente. Memorizzate sul vostro cellulare 340 6709 659. Siamo gli unici che vi offrono questo servizio.
Non è mica tutta colpa dei delinquenti e assassini importati in Italia. La colpa più grande ce l'hanno le leggi infami e sbagliate, dice questo ascoltatore. La vera colpa è di quelli che queste leggi le hanno fatte. Se ci fossero leggi dure e inequivocabili, qualcosa cambierebbe. La pena di morte noi non possiamo applicarla, ma loro sì. Beh, a proposito di leggi, ragazzi, se ne sta discutendo proprio in questi giorni. La Lega, il centrodestra stanno portando avanti delle leggi ancora più restrittive, ancora più cative, con una T sola, e sul fronte sicurezza avete sentito questa proposta della Lega di rendere la legittima difesa sempre possibile, anche con la possibilità di fermare il ladro che sta scappando, e che è forte come cosa, che vuol dire sparargli contro. Io su questo chiedo un vostro parere, perché secondo me è un segno dei tempi importantissimo e che forse bisogna seguire appunto con leggi più adeguate. Fatecelo sapere al 340 6709 659, perché poi oggi in rassegna stampa vi ho letto su Repubblica che allora qualcuno scrive, allora anche la donna che subisce violenza, una violenza sessuale, e poi il violentatore scappa, se la donna tira fuori dalla borsetta una pistola e spara al violentatore, va bene questa cosa. Ok, stiamo esagerando, ma sono meditazioni che voglio mettervi lì sul tavolo, perché è giusto discuterne. E la trasmissione di lunedì di cui vi dicevo prima è questo nuovo format che stiamo preparando, e lunedì sera alle 21 ci sarà la puntata numero 0, la prova tecnica di trasmissione, con il sottoscritto Sammy Varin, con Alessandro Morelli e con Aquilini, sì, Claudio Borghi Aquilini. Potrebbe essere il contenitore adatto anche per discutere di questa cosa. Naturalmente staremo a vedere. Intanto un po' di WhatsApp che ci fanno meditare. E che cazzo, il clandestino omicida non va reimmigrato, ma messo in galera ai lavori forzati. Vedi, già qua ci si divide. Lo rimandiamo a casa sua o lo teniamo qua da noi? Ma qua da noi non li puoi certo fare i lavori forzati. Poi c'è un messaggio audio sul cursore. Sentiamo cosa dice questo ascoltatore. Ciao Sammy, sta storia dell'autonomia fa ridere, nel senso, cos'è la previdenza integrativa, cioè ti vengono affidate L'unica cosa interessante per la Lombardia, con i 58 miliardi di euro di residuo fiscale, sarebbe la riduzione delle tasse. Cancelliamo il bollo auto, abbassiamo l'IRPEF, abbiamo 58 miliardi, quella è la vera autonomia, abbassare le tasse ai cittadini, il resto, uffa. Grazie caro. In Lombardia già il bollo auto si può pagarlo meno, basta fare l'abbonamento automatico che ogni anno ti va giù automaticamente il bollo e paghi, mi pare, il 20% in meno. Chiaro che il bollo auto è una delle poche tasse che rimangono effettivamente in regione e bisogna pensarci bene. WhatsApp, remigrazione, siamo tutti Mario Roggero, ci scrive Matteo dal Friuli, ma tanti messaggi su questo argomento al 340 6709 659. E Raimondo ci segnala che, a proposito di comunali per l'anno prossimo, qui a Padova la Lega ha ufficialmente scelto il candidato sindaco, e qualcuno che conoscete e conosco molto bene, Roberto Bulldog Marcato, candidato della Lega a Padova. Noi siamo pronti e carichi, aspettiamo solo gli alleati che capiscano che questa è la scelta migliore. Le nostre porte sono aperte ai cittadini che vogliono impegnarsi a ribaltare 10 anni di sinistra. Bravo Raimondo che l'ha ricordato, e soprattutto facciamo il tifo, perché se ce la facciamo a candidare Roberto Marcato sindaco a Padova l'anno prossimo sarebbe davvero un successone. Ci parlate voi con quelli di Forza Italia? Certo, ci parlate voi. Sammy, ma in che paese di cacca vivo? Il sindaco di Bologna convoca la piazza
sapendo poi cosa potesse accadere, ma per i danni cita il ministro dell'interno? Sì, tutto bene, tutto bene. Via lo Stato da Bologna, lasciamo soli i tortellini a soffocare nel couscous, scrive Mattia da Padova. No, non arrendiamoci assolutamente. Domani a quest'ora sento la Lega di Bologna e quindi il segretario della Lega bolognese. Buongiorno, sono Mary. Io, con tutta la fatica che faccio per trovare qualcosa di buono in tutto quello che succede, quando ascolto lei devo darmi coraggio per pensare a come fare per andare avanti, migliorare questo mondo. Purtroppo mi sembra sempre più una missione impossibile. Comunque grazie. Non era dedicato a me, ma era dedicato alla trasmissione precedente con Giulio Cainarca, che approfondisce temi e anche, insomma, con un velo di tristezza per farci pensare su quelli che possono essere, perché no, anche gli errori che stiamo facendo. Altro messaggio audio, sentiamo cosa dice. Ciao Sammy, ci stupiamo che i Maranza fanno il buono e il cattivo tempo, picchiano, violentano e tutto il resto, ma i Maranza sanno che sostanzialmente rimangono impuniti, perché questo paese protegge tutti coloro che delinquono. Cioè, tu sei onesto, la devi pagare. Tu sei onesto, vieni aggredito per strada, vieni aggredito in casa tua, nel tuo negozio, non puoi, perché se li tocchi e gli fai del male vai tu davanti al giudice, non loro. Ed è la ragione per la quale, se noi assistiamo ad un'aggressione per strada, sostanzialmente non muoviamo un dito, non alziamo un dito, perché sappiamo che, al di là delle legnate che possiamo prendere dai malviventi, rischiamo di finire davanti al giudice noi. Allora, sarebbe opportuno sapere innanzitutto chi è che ha creato la legge per il risarcimento ai delinquenti. E questo sarebbe già una gran bella cosa. Chi è che ha creato quelle leggi che permettono ai delinquenti di farla franca sempre e comunque? Ciao Sammy, grazie, torno al lavoro. Grazie caro, ne parliamo appunto, perché no, magari in questo nuovo format che parte lunedì prossimo alle ore 21 in diretta la sera. Ci sarà la puntata numero 0 con il sottoscritto Sammy Varin, con ospitoni della miseria. E poi abbiamo qualcuno che mi ricorda i precedenti del povero Fakir. Chiaramente quando c'è un morto in ballo è sempre dispiacevole, ed è un nuovo termine, ricordare che magari non era uno stinco di santo. I precedenti di Fakir sta girando in rete in questo momento sul sito del Tempo. 2001 arresto per detenzione di stupefacenti, 2004 condanna per reati di droga, 4 anni e 2 mesi, coinvolto in un'inchiesta per traffico di stupefacenti, 2005 violazione degli arresti domiciliari, 2019 arresto per resistenza pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, 2022 denuncia per lesioni personali. Fatto sta che comunque l'altro giorno chiedeva aiuto e abbiamo capito psicologicamente era assolutamente instabile. Poi c'è Mustafa è quello che l'altro giorno ci aveva fatto quei famosi messaggini in cui se la prendeva con noi italiani, con la polizia eccetera. Adesso ci fa sentire una canzoncina a proposito di remigrazione fatta con l'intelligenza artificiale, e sembra quella della Lega, quella che vi ho fatto sentire tempo fa per la manifestazione di Milano, e questa invece è fatta per difendere gli immigrati che lavorano in Italia. Attenzione che io non ho mai assolutamente condannato, anzi mi sono sempre inchinato a quelli che lavorano onestamente, sono delle mosche bianche, anzi nere. Dai che rido un pochettino, senti un po', senti, guarda anche il video, guarda. Qualcuno sul palco, la rimmigrazione, usa il nostro nome per fare lezione. Chi alza i tuoi muri sotto il sole che brucia, chi tiene il tuo sistema quando tutto si succhia, chi cura i tuoi nonni nelle notti di gelo, chi porta tua madre verso un altro cielo. Parli di identità con la bocca piena, ma la tua tavola è ricca della nostra fatica e pena. Il caffè che bevi lo raccoglie una mano lontana, la casa che abiti l'ha costruita una mano umana. Rimanda le bugie, non rimandare noi, rimanda l'odio, poi guarda chi siamo, poi 9 su 100 del PIL sono le nostre mani. Popolo italiano non siamo lontani,
16 miliardi in tasse versate ogni anno, più di quanto riceviamo, capite il danno. Siamo creditori, non siamo parassiti, siamo fondamenta, non siamo feriti. 400.000 imprese nate dal coraggio, mani che tremano. Va bene, assolutamente, ci sta. Chi lavora onestamente nel nostro paese deve continuare a poter lavorare onestamente nel nostro paese. La mia canzone La Padania, caro Mustafa, che ho cantato tanti anni fa e che tu hai sicuramente sentito perché sei un mio fan, nella canzone La Padania a un certo punto Matteo Salvini urla "Noi non vogliamo i clandestini" e aggiungiamo "e i Maranza e quelli che si macchiano di gravi reati fottendosene delle nostre leggi, perché la loro legge è soltanto la Sharia". Capito, Mustafa? 0292947222. Pronto? Pronto? Uela. Buondì. Sammy, sarò velocissimo. Prego. Un po' di tempo fa, direi un po' tanto, c'era una regola che diceva che si telefonava una volta ogni 7-10 giorni. Quella regola ormai è disattesa ampiamente. C'è gente che chiama tutti i giorni e anche più volte al giorno. Ora ripristiniamo, oppure io direi a questa gente che diamogli una rubrica. Così, voglio dire, dicono tutto quello che vogliono dire. Voi come radio evitate magari di riproporre delle registrate più e più volte, e così forse si prende magari la cosiddetta fava, con due piccioni con una fava. Va bene, grazie. Grazie, quindi non avevi assolutamente nulla da dire ed è per quello forse che intervengono sempre gli stessi, perché hanno degli argomenti diversi ogni giorno. Pazienza, questo ascoltatore voleva far notare che chiamano sempre gli stessi. Parlavamo prima di leggi che si aggiornano, che bisogna aggiornare. Anche questa regola a quanto pare è stata aggiornata e diamo la possibilità di entrare in onda a quelli che io chiamo veri e propri commentatori, editorialisti di questa radio, e che a volte entrano dentro anche spesso e volentieri, anche tutti i giorni se lo vogliono. C'è anche un messaggio audio, speriamo che non sia dello stesso ascoltatore di prima. Mustafa, che i conti sono diversi. E ancora lui? Versano 16 miliardi e ne succhiano 40. Quindi devi imparare a fare i conti, che magari la matematica, i numeri tra l'altro sono stati creati dagli arabi, a parte lo zero che non avevano creato. Quindi facci i conti bene, Mustafa, faccia pairata. Lo amiamo Mustafa, ci mancherebbe. Un'altra chiamata, pronto? Pronto, Sammy? Uela. Ciao, sono Paolo. Prego. Ascolta, volevo chiederti una cortesia. Siccome mi capitano delle cartelle, tutto un casino della roba da pagare, dalle istruzioni, magari roba arretrata, ti chiedo cortesemente, non si potrebbe semplificare o chiedere allo Stato, visto che adesso al governo ci siamo noi, di semplificare questo metodo, studiare qualcosa di più semplice per evitare di complicare le cose, che la notifica, la cartella, perché anche la notifica, come tu sai, cioè io porto solo il postino, ti metto un fogliettino, ma non è detto che te lo metta e risulta che io l'ho consegnato. Studiare qualcosa che garantisca meglio questo sistema. Ti ascolto per radio. Guarda, ti ringrazio molto e segnati questo giorno, lunedì, ore 21. Abbiamo Claudio Borghi Aquilini, che insieme ad altri parlamentari della Lega è uno che di economia ne capisce, e questa è una proposta bellissima, importantissima. Lo sai, sulla questione rottamazione delle cartelle ci abbiamo fatto una battaglia e non siamo riusciti a vincere su tutti i fronti, perché c'è il resto del centrodestra ben pensante che molte cose non ha volute inserirle nella rottamazione quinques, mentre nella quater erano inserite. Penso un po' che roba. Guarda, non farmi arrabbiare, me ne vado perché c'è Lega Liguria. Grazie a Simone per la pazienza, grazie a voi per l'ascolto, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato